appassionante modellismo. E questo è il simbolo del Passo Giao. Siamo arrivati qua sopra, vedete? Qua abbiamo le antenne, vedete? E questo è il simbolo. Vedete? E qui siamo proprio sotto il simbolo, vedete? Il simbolo del Passo Giao. Si va al sentiero di là. Signore, si va su per il sentiero di là. Ah, siete noi italiani? No. Ok, ok. Questo è il simbolo, vedete, del Passo Giao. Mira, pero no era un camino. Wow.
Andiamo, dai. Ti ho fatto vedere. E noi ritorniamo giù adesso. Facciamo tutti i scalini di nuovo e andiamo giù. Ritorniamo sui scalini, ci giriamo ancora. Vediamo il simbolo da dove siamo partiti di nuovo e andiamo giù in discesa adesso. Ogni tanto viene fuori un po' di sole e ce ne va. Vedete la scalinata che ho fatto, andare proprio vicino alle rocce del simbolo. Siamo a 2300 metri sul simbolo lì. Eh sì. Guardate che panorama meraviglioso. Abbiamo quasi finito la scalinata, anche venire giù. E da questo versante qui si va giù a Cortina da un pezzo.
Stiamo ritornando al passo. Sempre il simbolo, vedete quella scalinata che ho fatto, l'abbiamo quasi terminata e ritorniamo al rifugio dove siamo partiti. Vedete sempre il simbolo del Jiao. E adesso stiamo arrivando dove sono partito, al passo Jiao. Guardate che meraviglia, vedete? Qui fa presto a cambiare, vedete i nuvoloni e anche piovere. Questo è il rifugio, vedete, del passo Jiao. Vedete, è chiuso la sbarra per i mezzi, solo a piedi si può andare su. Tutta gente straniera, vedete, appassionati di montagna. Guardate, moto, appassionati qui.
Questo è il versante che si va già a Cortina da un pezzo, vedete? Qua abbiamo anche una chiesetta. Da qui in poi siamo sotto a San Vito di Cadore, Savido. E questa è la chiesetta del simbolo sempre del Passo Giao, vedete la sua scalinata, ma qua molto più breve. Guardate che chiesetta, però è chiusa, San Giovanni Gualberto 1968, Forestali d'Italia. Sì, però è chiusa, non si può andare dentro. In ricordo di Battista Costantini, amico della montagna veneta, i forestali di San Giovanni con Umberto 1995. Vedete la chiesetta? Anche dal laterale, vedete? E questo è il dietro della chiesetta, vedete, con la campana. È sempre il simbolo del Passo Giao. Vedete il passo sempre. Guardate che meraviglia che vi faccio vedere oggi. Il mio amico Francesco che mi segue da Verona, amante della montagna, come lo sono io, mia moglie e tantissimi altri appassionati. Saliamo anche per qui un po'.
Guardate che veduta che vi faccio vedere anche da qua. C'è ancora un po' di neve sulle crespe delle rocce, vedete? Guardate che meraviglia. Guardate che panorama che vi faccio vedere, che si vede anche abbastanza bene, Bello, bello, dai, davvero bello, eh. Torniamo giù, facciamo anche da questa parte qui. Guardate che panorama meraviglioso. Guardate, guardate. I ritornanti, là si viene su da Cortina da un pezzo. Da Picol. Poi c'è Cortina. Guardate che meraviglia. E ritorniamo al passo e chiudo. Che vi ho fatto vedere bene. Il sentiero che abbiamo ripreso, stiamo andando giù. E ripassiamo davanti alla chiesetta, sempre simbolo del Passo Giao, e ritorniamo al rifugio e da qua vi saluto tutti. Stiamo ritornando al passo, vedete, passiamo davanti alla chiesetta che vedete il dietro, vedete con la campana. Guardate il passo come si è riempito, vedete?
noi siamo andati sopra lì, vedete? Poi abbiamo visto le altre rocce meravigliose. Qua abbiamo il rifugio, vedete? Stiamo arrivando al passo. E qui saluto tantissimo tutti i miei appassionati che mi seguono su YouTube, Renato Zillio, il filmador, e soprattutto Francesco Marchiori da Verona, mitico, mi segue in ogni mia ripresa con tutta la sua famiglia, gli mando un grandissimo abbraccio, e anche Durva Tavare da San Paolo del Brasile, che mi segue sempre, che sia sulla musica e che sia sulla bicicletta, con tutta la sua famiglia da San Paolo, Brasile, pensate. E come vi ho detto, Francesco Marchiori da Verona, un grande, in ogni mia ripresa mi segue, e lui è amante della montagna, Siamo ritornati al passo, vedete, dove che si è riempito di gente. Vedete ancora la chiesetta. Guardate gente in moto, vedete che meraviglia, guardate che meraviglia. E questo è il rifugio che qui termina il Col Santa Lucia, e questo è il rifugio. Questo è un appassionato di bici, se l'è fatta proprio con le sue gambe, come l'ho fatta io l'anno scorso, che sto recuperando dalla mano che mi sono fatto male, mi sono tagliato i tendini. E questo è un altro appassionato che lo saluto tantissimo dal mio sito, che si è fatto anche lui il Passo Giao. L'hai fatto da Cortina? Ah, sempre da Selva di Cadore, vero? Bellissima, è la parte più dura. L'ho fatta l'anno scorso io, ma adesso mi sono tagliato i tendini, vedi? Devo recuperare la mano, avere forza fissa. Ogni modo, se vuoi conoscere il mio sito su YouTube, Renato Zillio, vai a vederlo, quante cose che ho. Sono da Padova io. E questo è il rifugio, vedete che si riempie. Vedete col simbolo, guardate, guardate che meraviglia qui. Guardate che meraviglia. Questo è il versante da Selva di Cadore. Sono venuto su io da Caprile. Vedete che meraviglia, guardate che bello. Guardate quanti appassionati. Signore, è un uomo? Non riesco a capire. È un ragazzo, vero? Siete amici? Ah, siete youtuber Renato Zillio, il mio sito. Vi saluto tantissimo, andate a vedere sul mio sito su YouTube Renato Zillio. Vedete? E questo è il rifugio, che siamo al passo. Guardate che meraviglia. Vedete quanta gente che c'è fuori, vedete che meraviglia. Siamo a metri 2236, Passo Giao. E questo è il rifugio con tantissimi appassionati di bici, gente che si è fermata qui, appassionati. Vi saluto dal mio sito YouTube Renato Zillio, vi saluto tutti. Andatelo a seguirmi, grazie mille. Anche dal gestore qui il saluto, va bene? Va bene. La saluto dal Passo Giao a tutti. Ciao a tutti. Guarda che meraviglia. Vedete appassionati che vi ho detto ancora prima, che sono saliti sempre da... L'avete fatto da Selva di Cadore o da Caprile? Io l'ho fatto da Caprile, sono 17 km. Da Selva penso siano 10-11. Sì, un po' meno. Da Selva allora. Bene, bene. È sempre una pendenza media del 9,8.
Ah, da Raba? Ah, bene. Bravi, bravi, è un bel pezzo. Questo è il simbolo che vi ho fatto vedere. Vedete? Come che si è riempito. Guardate che meraviglia. Unione Montana Gordina. Vedete? Passo Giao. Metri 2236. Eccolo qua. Vedete? Appassionati di moto, vedete? E anche di bicicletta, che se la fanno con le sue gambe. Bravi, bravi. Siete arrivati, complimenti. Complimenti, bravi. C'è stato uno prima che ha detto, ogni anno che passa. E questo è sempre il simbolo, vedete? E concludo con questi appassionati qui che stanno venendo su. Vi saluto dal mio sito Renato Zilio su YouTube, brava, brava, brava. Quella è una ragazza, avete visto? Dolomiti, Passo Giao. Questi sono altri appassionati che li ho trovati ancora in macchina, me lo ricordo. Lo saluto, il mio sito Renato Zilio su YouTube, bravo. Dai che salutiamo questi due qua e poi vado su. Complimenti per la salita, il mio sito Renato Zilio su YouTube. Datelo a visitare. Vedete le moto, appassionati, e che il signore qui, che ha qualche chilo di troppo, però è stato bravissimo a venire su. Complimenti. Il mio sito Renato Zilio su YouTube. Bello, bello, cioè non ho neanche il fiato per rispondere. È una cosa, dopo aver fatto questi chilometri qui, ha una potenza media del 9.8, con punte anche del 14% in qualche punto, 12. Però da Selva di Cadore 9.8. E adesso vi saluto ancora. Salutiamo ancora sti ragazzi che l'hanno fatto in bici, complimenti a loro. Vedete, io sono stato operato ai tendini della mano, devo ancora recuperare, non avevo forza bene sulla mano. Bravi, bravi. E qui chiudo la mia ripresa e saluto ancora un mio grande amico, Durva Tavare, con tutta la sua famiglia da San Paolo del Brasile che mi segue. Questo vedete il simbolo del Passo Giao, rifugio. E poi Francesco Marchiori da Verona e tutti i miei appassionati, che sono tanti. Questi due mi seguono quasi sempre. Ecco quel rifugio e chiudo.